con Daniele Bonetti, mister delle Peperino Calciotto. Oggi niente da dire alla sua squadra sull'approccio e su un Peperino Calciotto che vediamo giocare sia contro formazioni meno forti classifica alla mano che quelle che vi stanno sopra, comunque con lo stesso stile di gioco. Vi aiuta tanto avere giocatori tecnici davanti bravi nelle rotazioni. Sì, diciamo che noi quello che abbiamo mirato è avere la possibilità di dare un ricambio ai ragazzi dell'otto base di partenza senza perdere qualità. Non sempre ci si riesce perché comunque proprio la continuità nelle presenze ci è mancata un pochino nel girone d'andata. Vedremo di migliorare anche proprio in questo, nel girone di ritorno e poi insomma portare a termine quello che per noi è il nostro obiettivo, visto che è il primo anno che partecipiamo, quello di arrivare tra i primi tre sarebbe già un grandissimo obiettivo raggiunto per noi. È un girone difficile, livellato, quello di Roma Nord. E appunto, quanto conta avere dei buoni cambi o giocatori freschi da mettere dentro quando un giocatore come Antinolfi può giocare, secondo me, come è stata, ho visto da fuori la gara, a gran ritmo quando è in campo, cioè giocare mezz'ora ma farla mezz'ora, 35 minuti su 50 ma farla al 100%. Io penso che a questi livelli proprio questo è uno dei segreti per la continuità di risultato nell'arco di un campionato intero. E l'abbiamo capito dopo un pochino di giornate e appunto abbiamo cercato di migliorare proprio lì perché noi sappiamo che il tasso tecnico nostro è di buon livello. Dovevamo cercare di migliorarlo anche qualora c'è un cambio e di qualche ragazzo farlo recuperare. Ecco, ci stiamo riuscendo per adesso. Una Ecco. domanda che è più una curiosità, un giocatore come Giovannetti che segna così tanto con voi, non avete paura che possa essere appetibile per qualche squadra di Serie A? C'è diciamo, il rischio che se non centrate la promozione quest'anno e quindi ve lo portate in Serie A, rimane nel vostro roster, qualcuno possa contattarlo, date anche i suoi trascorsi nel calcio elite. Certo, certo. Quella è una cosa che quando abbiamo affrontato il campionato di Serie A2 sapevamo che lui e forse anche qualcun altro potrebbe essere appetibile. Vedremo un attimino poi come affrontare queste problematiche con lo sponsor quando sarà il momento. Complimenti e in bocca al lupo al mister del Peperino. Prego, grazie.